Il nostro scopo è quello di aiutare le famiglie che sono in difficoltà e tramite il Banco Alimentare che ci dà una mano importantissima perché riusciamo a soddisfare la lista di quelle persone in difficoltà che ci ha passato il Comune, che sono circa 150 famiglie. E una volta al mese distribuiamo i prodotti che veniamo a prendere qui al Banco Alimentare, che sono vari, dalla pasta, scatolame, tonno, formaggio, e yogurt, succhi di frutta e tantissime altre cose insomma, che vengono distribuite a queste famiglie. Poi la nostra attività è anche quella di andare al mercato ortofrutticolo una volta o due alla settimana, andiamo a prendere della frutta e della verdura e la distribuiamo poi il giorno successivo sempre a queste famiglie e anche delle altre persone che possono trovarsi, che hanno bisogno in quel momento lì. Il tempo a volte è poco, ma nell'attimo in cui si distribuisce si fanno le due chiacchiere nel limite del tempo, ecco, per cui sì, è un bel rapporto. Ecco. A volte quelle famiglie lì in difficoltà hanno problemi di pagare le bollette della luce e del gas, e allora noi con delle manifestazioni a volte tipo facciamo la pizza e quindi i soldi che ricaviamo dalla pizza che si fa in una pizzeria lì del luogo, facciamo quelli che vengono a mangiare la pizza, poi si riesce a ricavato, lo mettiamo in cassa per aiutare queste famiglie qua a pagarsi le bollette, ecco. Rende più felici noi altri perché in pratica occupiamo il nostro tempo libero per dare una mano a chi può essere in difficoltà.